prova. Oh, adesso dovrebbe funzionare. Un attimo che proviamo. Salve a tutti, benvenuti. Purtroppo c'è OBS che su questo computer mi dà qualche problema. Allora andiamo un attimo a vedere su Twitch la live se si sente l'audio. Sì. Allora, benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti a questa nuova live di Reni Retro. Benvenuti. Oggi è il 23 aprile 2023, una domenica sera, 19:41, orario insolito per le mie live, ma volevo tanto fare questo tentativo insieme a voi e quindi eccomi qua in un orario un po' non consono alle mie live. Io le faccio la mattina presto o magari la sera verso le 9:30, alle 10. Adesso sono le 8 meno 20, 19:41 e diciamo mi voglio cimentare in questo test. Questo test in cosa consiste? Allora abbiamo un vecchio PC qui, questo è un dual core, attualmente ha 4 giga di RAM e un hard disk meccanico, ho una vecchia tastiera USB dell'HP, è il vecchio PC di mio padre e voglio fare la prova di installazione. Qui dentro c'è installato Windows 7, voglio fare la prova di installazione di Windows 11, ma prima di fare l'installazione di Windows 11 proviamo a vedere adesso quello che c'è dentro questa macchina. Tra l'altro utilizzerò, ovviamente stiamo facendo un po' di retro computing, utilizzerò un vecchio mouse con presa PS2. Vedete, questo è un PS2 mouse, ma non solo ha lo spinotto che non è USB, ma questo è un mouse con la pallina, vedete? Adesso se riesco ad aprirlo, vedete? Vedete, salve, questa è la pallina che una volta stava dentro i nostri mouse. Ci rimettiamo la pallina, ci rimettiamo tutto, chiudiamo bene. Si levava la pallina perché bisognava pulirlo questo mouse dentro, una continuazione. Allora, prima attacchiamo il mouse. La tastiera invece è di tipo USB. La tastiera è di tipo USB, è una vecchia HP, una vecchissima HP. Eccola. Allora, attacchiamo la tastiera USB. Poi attacchiamo il monitor, eccolo, che è questo qui, anzi che poi mi metterò in condizione di poterlo vedere meglio, il monitor. Poi attacchiamo la corrente al monitor e la corrente al PC, ok? E così facciamo il test per vedere quello che c'è. Allora, andiamo all'accensione. Ovviamente si è accesa subito la lucetta, il monitor è ancora da giallo, quindi il BIOS ancora non si è caricato. Il monitor c'è la lucetta gialla. Qui invece già sta caricando. Loading Asus Express Gate, eccolo qui. Asus è una P5G. Vediamo un po'. Vabbè, dechettato è. Allora, DDR666 memory, 4 GB di RAM, serialata hard disk e ad AVI CD-ROM. Ok, Ultra DMA per il serialato ovviamente, ed è un HLDT-ST, il DVD RAM, quindi è un masterizzatore DVD. Ok, quindi F2 F1 continua, F1 per un setup. Ok, qua va tutto bene, questo è il BIOS, facciamo exit. Ok, vediamo se parte il Windows 7 che è già preinstallato in questa macchina. Andiamo a vedere se parte Windows 7. Sempre la schermata del BIOS che mi ha informato prima che c'era stato uno spegnimento non USB found and configured. Power supply surges detected during the previous power on. Anti-surge was tried PF2. Vai. Dovrebbe caricare e infatti avvio di Windows. Tanto a noi non interessa tanto questo sistema operativo qui.
quanto un altro sistema operativo che ci andiamo a installare, un bel Windows 11. Allora, ovviamente vedete quanto è lento con Windows 11, prendete il tempo di quanto ci mette, sono le 45, 19:45, sta caricando Windows. 19:45 col disco meccanico serialata, è un 500 giga serialata, disco meccanico, si sta ancora avviando Windows. Ok, un saluto a Willy. Ok, disco meccanico sta caricando, caricato anche il mouse. Ok, il mouse si muove con la rotellina. Attendere Windows. Ok, ancora non ha caricato ed è passato già un minuto, più di un minuto, quasi due. Windows. Windows ancora non ha caricato, qui c'è ancora scritto Windows. Ok? Voi non lo potete vedere perché il contrasto della telecamera è impostato per non far leggere. Comunque, ecco, ancora non c'è la schermata è ancora senza icone, e già sono passati, ecco, 2 minuti. 2 minuti, ancora non ha caricato e qui lo vedete il LED rosso fisso che carica. Ogni tanto lampeggia, ma questo è il LED rosso fisso che proprio l'hard disk legge e scrive ripetutamente. Scusate, ma devo chiudere qui, se no qua sto telefono mi si impalla. Ok, allora vi ricordo che siamo in live su Facebook, Twitch e YouTube. Ok, saluto Willy, saluto tutti quelli che si sono connessi e che si connetteranno, va bene, che vedranno insomma questo filmato in differita, se vi piacerà. Ancora non sono comparse le icone, siamo già a oltre 2 minuti, quasi 3, quasi 3 minuti. E ancora non abbiamo le icone, qui abbiamo il menu start, il menu start qui è comparso, grigio, con l'orario, qui dice 19:53, ma va male questo orologio, se vede che la batteria tampone è un po' scarica, questo dimostra che questo PC è molto vecchio, ok? Allora, io volevo appunto vedere attualmente com'era, diciamo, l'hardware di questo PC e quindi bisogna far partire il sistema operativo suo integrato. Allora, poi dopo andremo a sostituire sicuramente l'hard disk meccanico con un hard disk SSD, sostituiremo l'hard disk con un hard disk a stato solido e quindi ne acquisterà sicuramente in velocità. Qui finché vedete questa lucetta rossa accesa che non lampeggia vuol dire che c'è parecchio da aspettare. Allora, Windows 11 nel frattempo che carica, Windows 11 è l'ultimo sistema operativo, poi aspetteremo il 12, è stato rilasciato da Microsoft e aveva dei requisiti minimi abbastanza alti, a tal punto che se il PC non soddisfa questi requisiti minimi non si riesce a installare. Ecco, qui adesso sono comparse tutte le icone, ne vedete parecchie pure qua, però la lucetta qui è sempre fissa accesa, ciò vuol dire che se io vado a fare qualcosa qui mi ci mette un'ora, quindi conviene aspettare che carica tutti i servizi, tutti i vari programmi in esecuzione automatica eccetera, per poi andare a mettere le mani e vedere, diciamo, com'è configurato questo PC. Nel frattempo vi stavo dicendo che Windows 11 ha dei requisiti minimi abbastanza alti, sarebbe meglio installarlo su un processore con almeno 4 core, sarebbe meglio installarlo su un PC con almeno 8 GB di RAM, insomma ha dei requisiti minimi, sarebbe meglio installarlo con un SSD, comunque ha ha necessità del UEFI BIOS per fare la partenza più veloce, sarebbe meglio ancora installarlo su un M2. Gli hard disk M2 sono quelli che si mettono direttamente sulla scheda madre, quindi non avendo più un cavetto, perché diciamo i cavetti serialata, che sono questi, ora ve li faccio vedere, vedete? Sono questi i cavetti serialata,
ok? Questo qui è un cavetto molto corto, io lo uso perché questa è un'interfaccia a cui posso connettere qualsiasi hard disk. Come vedete a me mi è comodissima questa interfaccia, però non avendo il cavetto e essendo direttamente connessi alla scheda madre ti permettono di avere una velocità maggiore. Allora, andiamo a vedere se mi apre. No, io volevo vedere le proprietà di qua. Clessidra, vedete, quindi sta ancora caricando e sono passati oltre 5 minuti. Oltre 5 minuti ancora non ha caricato il sistema operativo, faccio vedere, eh. Mamma mia, si è lento. Allora, proprietà. Andiamo a vedere. Poi, al di là delle proprietà non ci interessa più niente, eh. Allora, aspettate che devo fare una cosa sul cellulare perché mi si sta impazzendo, forse troppe applicazioni aperte e le chiudiamo tutte. Ok, perfetto. Allora, anzi, allora, nome computer, sistema operativo, non mi dice assolutamente che processore c'è, o me lo dice qui sotto, no, il numero di serie, sistema operativo addirittura a 32 bit, sistema operativo originale, però non mi dice, servirebbe Specci, ma Specci mi pare che non c'era installato qua. Ma la tastiera proprio, sì, l'ha vista, perché non scrive? Ah, sta ancora caricando. Specci. Allora, vediamo un po' se c'era Specci installato qui sopra, ma mi sa di no. Aspettate che rispondo un attimo a un messaggio. Poi ti spiego, sono in live adesso, sono in live ora. No, mi chiedono spiegazioni pure su TikTok. Allora, Speci non mi pare che c'è qui sopra e non c'è nessun altro programma, mi sa, per poter vedere e analizzare il computer. E qua vediamo un po' Advanced DP Scanner. È necessario riavviare il computer, ma io non riavvio niente. Mi sarebbe piaciuto capire che Raspberry no. Riavvia in seguito perché io qui faccio proprio arresta al sistema. Ok, lo spegniamo e poi una volta spento ok, aspettiamo un attimo che si spegne, che poi voglio fare anche un altro test. Purtroppo a quest'ora non è le 10 di mattina che stanno tutti in ufficio, tutti al lavoro e quindi non mi arriva nessun messaggio, oppure che sono le 10 e mezza e chi sta a vedere la televisione, chi si sta a vedere un film, chi sta a vedere altre live, eccetera, quindi non mi scrive nessuno. Io a quest'ora mi scrivono, voglia. Comunque. Aspettiamo, guardate quanto ci mette pure a spegnersi, il resto del sistema è in corso. Il resto del sistema è in corso. Mi piace fare queste cose in live, così vedete anche voi, così al volo, come si fanno le cose, come diciamo ci inventiamo. Io qua sto proprio per fare tutte le prove, computer da buttare che invece di buttarli li miglioro. Poi non so che farci perché ce n'ho ancora, di sti catafalchi ce n'ho ancora una trentina, 30, 40, non lo so neanche quanti sono. Mia moglie mi ha intimato appunto di liberarmene.
mi sa che era andato via un'altra volta l'audio. Quindi niente, qui si sta ancora al resto del sistema in corso. State bene così. Oh, si è spento, stacchiamo la corrente subito. Leviamo il monitor, che adesso non ci serve, spostiamo la tastiera e andiamo a svitare le vitarelle, ok, per andare ad aprire il case, che normalmente ci si dovrebbe fare, ma bisogna andare a prendere il cacciavite, lo sapevo. Cacciavite rosso, tutto quanto lo fa lui. Vabbè. Allora, corrente staccata, scarichiamo i condensatori. Allora, prima cosa che voglio fare è di staccare l'hard disk attaccato è quello che sta qua, perché c'è anche un altro hard disk del là, va bene. Allora, se questo ha 4 giga di RAM, vediamo un po' se c'ho. Prova. Niente. Prova. Ok, la camera si è bloccata. Scusate, ma è tutto live, la camera è attaccata con una prolunga. Voglio vedere se ci vanno bene queste RAM qua. Queste però sono da 2 giga. Mi sa che io un'altra RAM da 4 non ce l'ho. Siamo arrivati a 6 giga di RAM con queste? No, questa non va. Non ci va. No, assolutamente. Mi sa che sta RAM qua io proprio non ce l'ho, ma proprio non ce l'ho. Ma quando mai? Queste sono tutte da 2. Fammi vedere. Ma pure se fossero altri 2 giga non sarebbe male. Sto controllando se ho delle RAM appropriate. Forse questa, ma no. Sì, forse questa sì. Allora, innanzitutto ho staccato l'hard disk principale, quindi così. Allora, facciamo delle prove, vediamo quanta RAM trova così. Mettiamo la tastiera per sbiego. Accendiamo. Qui ci sono 2 ventoline qui del case, la ventolina della Intel e andiamo a vedere, ci mette un po' a partire, può anche darsi che non gli piace quella RAM, ci sono buone possibilità che quella RAM non gli piaccia, infatti non dà segni di vita, niente. Spegniamo. RAM incompatibile. Comunque abbiamo visto che il modello della RAM è questa qua, quindi possiamo, questa non è la miseria, questa quantomeno, sì, questa quantomeno. Ammazza, ma quanto è vecchio sto PC? Questa nemmeno, c'avevo solo questa io, che mi sa che erano altri 4 giga queste, niente, e resta così, oh, niente e niente.
questi erano gli unici 4 giga che ci avevo da poterci mettere, se no rimane con 4 giga e installiamo Windows 11 con 4 giga, a noi che ce frega. Power, ci ho provato a rimettere la stessa, vediamo, tante volte non faceva contatto con slot, ma quando fanno così è proprio un problema di compatibilità della RAM. No, eccolo, è partito, va. Reboot. Asus Express Gate. Allora, vediamo un po' se ci scrive qualcuno nella chat. Ciao Computer Nostalgia, benvenuto, mi fa piacere. Non stiamo parlando questa volta di Commodore, non stiamo parlando di Amiga, non stiamo parlando di Atari, Atari ST, non stiamo parlando di Epson, portatili Epson datati, no, questo è un vecchio computer. Sì. È un vecchio computer di mio padre, che lui adesso se l'è cambiato, me l'ha ridato a me, che io gliel'ho costruito. Era, allora, tab, Dell 2 setup, allora, andiamo a vedere, ok, qui non mi ha detto storage, configura, system information. Allora, un Pentium L2 Core E6006, però dice che c'ha 4 GB di RAM, quindi noi quell'altra RAM gliela leviamo perché non è compatibile e facciamo più bella figura. Allora, rimettiamo power. Allora, installeremo. Ciao Luke74, ci sei? Non sto parlando di Commodore né di retro computing. Vecchio computer di mio padre in cui voglio installare Windows 11. Guardate un po'. Windows 11 su una chiavetta. Questa è una chiavetta da 128 GB, 4 GB e mezzo occupati. Ok, sembra che va. Allora, se io attacco la pennetta qui, non c'è ancora l'hard disk dentro, voglio vedere solo se parte il setup di Windows 11 da USB. Ovviamente prima vado ad abilitare l'USB come boot device. Ok, allora entriamo nel BIOS. No, è partito, sta partendo dalla pennetta perché questo è il simboletto di Windows. Allora fermi tutti, blocchiamoci. Tanto qua quello che fa non c'è hard disk, danni non ne può fare. Allora, pausa. Intanto sto leggendo dall'USB, ci frega niente. Questo poggio qua, ok? Allora, questo poggio qua, pure queste. Guardate che belle queste RAM, guardate un po'. RAM iper raffreddate della Corsair, queste sono da 2 giga l'uno, ce n'ho 4. Corsair, DDR2, vecchie come il cucco. Tra un po' queste vanno dentro al Commodore 64, visto che stanno a fare i Commodore 64X che hanno ripreso in mano. Ecco, guarda l'installazione di Windows. Ok, noi non ci interessa l'installazione di Windows perché adesso non ci ho attaccato niente, non c'è l'hard disk. Allora, Amazon, baffo che ride. Salutiamo Luke74 Channel, andate a seguire Luke74 Channel e anche il canale di Computer Nostalgia 8090, bellissimo, pieno di storia, video ben fatti, cioè veramente un canale che va aggiunto a quelli preferiti di YouTube. È quello di Luke74 Channel, vabbè, chi è appassionato di retro gaming, retro computing e chi più ne ha più ne metta, lui fa delle live veramente coinvolgenti e coinvolge tutti gli ospiti, vengono fuori delle live molto belle, quelle di Luca Cusani, tutte dell'ambiente, le conoscono le live di Luca Cusani per essere delle belle live coinvolgenti, con persone competenti, con persone valide, quindi non è che parlano gli ultimi arrivati che si improvvisano in questo mondo, no. Luca Cusani fa delle live con degli ospiti illustri, diciamo, mentre invece Computer Nostalgia 8090 fa tutta la storia, cioè quello che noi andiamo a leggere su riviste come queste, loro lo fanno nei video, ma non è che fanno un video e parlano di tutto insieme, tutta sta marasma di roba, tutto mischiato, no.
loro fanno il video, la storia della Commodore, parliamo della Commodore, il Commodore VIC-20, parliamo del Commodore VIC. Andate a vedere il canale di Computer Nostalgia 8090 e andatevi a vedere uno per uno tutti, diciamo, tutti i video che hanno pubblicato. Allora, qui adesso lo vado ad aprire, ovviamente acquisto su Amazon, fatto già parecchio tempo fa. Guardate un po', questo è più che sufficiente per ospitare l'installazione, per fare delle prove. Io ogni tanto li compro questi quando stanno in offerta su Amazon, si trovano pure a 18 euro, 240 giga, ok? Li trovate? No, che è troppo buono, quando uno se le merita le cose io non sono buono, io dico le cose veramente come stanno, non sono troppo buono. Quindi questo è un Kingston, quindi sono molto buoni come hard disk. Si prestano, io li uso per fare tutte le prove possibili, immaginabili, poi magari mi piace quello che ho fatto e quindi lo lascio lì e spendo un altri 18 euro quando ce li ho per comprarne. Ovviamente devo aspettare che va in offerta perché ovviamente a prezzo pieno non costano 18 euro. Allora l'ho aperto qui davanti a voi, eccolo, ok, e questo è l'SSD, una cosa semplicissima. C'ha bisogno dell'alimentazione e del cavo dati, esattamente come un hard disk serialata classico. Allora, noi qui possiamo pure spegnere così, tanto è caricato dall'USB, non ci interessa proprio. Quindi spegniamo tenendo premuto il power, ok. Stacchiamo un attimo la corrente, lo metto volante, l'SSD, quindi qui c'ho il cavetto di alimentazione, ho già fatto vedere in avvio e cavetto dati. In avvio di live abbiamo caricato Windows 7 dal disco meccanico, ok? Allora questo mo lo poggio proprio qua sotto, tanto volante, non ci frega niente, è di plastica quello, ok, tra l'altro scalda molto di meno, eccetera. Allora, pronti per l'avvio e l'installazione, anzi, facciamo una cosa, allora, ci rimettiamo questo, perché così voglio fare una cosa. Io purtroppo non ho 2000 telecamere, una sta giù per quando voglio fare le live musicali e una è questa. Allora vediamo un po' se vi riesco, cambiamo la visuale, zoomiamo un po' sul monitor. Allora andiamo a vedere, devo zoomare su quel monitor, quindi faccio così, tutto in live, non è che ho creato un'altra scena, così, tanto io mi metto là dietro, vediamo un po' se può andare. Allora riattacchiamo la corrente che l'avevo staccata. Allora verrà fatta l'installazione di Windows 11 su un dual core Intel, funziona sì, Intel E6006, 4 GB di RAM SSD. Allora qui c'ho la tastiera, la mettiamo qui davanti, così vedete pure quello che scrivo. Ecco qua. Vediamo se riparte. No. Prima è partita l'installazione. Prima ve lo dico io perché è partita. Perché c'era solo la pennetta. Quindi non è prima unità di avvio. Press del to run setup. Ok. Allora andiamo su boot. Boot device priority. Allora, serialata, Kingston no, quello dell'hard disk no, questo perché è disabled, ah no, terzo boot device, no, devo abilitare l'USB perché, allora, vediamo un po' se mi ricordo com'era. Allora, USB configuration, USB abilitato, legacy support abilitato, high speed, eccolo qua, la vede, emulation auto, come lo emulo? Come se fosse un CD-ROM? No, io lascio in auto. Allora andiamo a vedere se nel boot me lo vede. No, serialata, CD-ROM non mi vede. Allora, eccolo qua, second drive SanDisk, quindi mettiamolo come primo. Eccolo qua, USB, first drive USB SanDisk, boot device USB SanDisk. Come secondo il CD-ROM non mi interessa, volevo mettere l'altro disco.
no, USB SanDisk. Allora, Quick Boot, vabbè, add-on, vabbè, io lascerei così, così almeno parte l'installazione. Poi una volta partita l'installazione, tac. Hai preparato la chiavetta? Sì, ho preparato la chiavetta per la compatibilità per il processore, SSD va bene. Allora, il Windows che sto andando a mettere è un Windows moddato, non è un Windows 11 normale ovviamente, eh. Allora, vediamo un po', BIOS, sta partendo, eccola qua, l'installazione di Windows 11, non 10, perché io c'avevo anche qua, come la faccio vedere, Win 10 Boot, questo è Windows 10, tutte quante le versioni, per tutti quanti i computer, tutto in italiano ovviamente, con dentro, sì, moddato, io mi sto riavvicinando a quello che era la mia vecchia passione. Allora, mentre qui carica, che ovviamente il PC è datato, è vecchio, andiamoci a vedere un po' la mia vecchia passione qual era. Allora, io ho creato pure un canale su Telegram, guardate qui dentro. Allora, vabbè, qua ci stanno i Ghost, io utilizzavo il Ghost molto prima pure di Marco Palleggi, perché è dagli anni 90 che io uso il Ghost, e qui ci stanno i Ghost per l'HP VA5 200 mmx, io non mi invento niente, guardate, con Windows 98, vedete, questi sono i Ghost, Kayak, Brugnoni 2003, oppure HP 200 mmx 98 SE, HP Vectra VE6, il VE6 era un Pentium 2, con 256 MB di RAM, ok? E qui ci stanno i Ghost. Poi andiamo avanti, come vedete forse sono tornati mia moglie e mia figlia, vedete qua Office con i clip art, Office 2003. Qui intanto guardiamo che mi chiede italiano, avanti. Io ovviamente non metterò Viro, basta, ovviamente non metterò la rete. Avvio del programma di installazione, qui c'è scritto, voi non lo potete leggere, ma c'è scritto avvio del programma di installazione. Come ho fatto vedere all'inizio live, questo è un mouse con la pallina. Allora, qui facciamo così. Allora, Windows 11 Professional a 64 bit, ok, non mi serve né la Enterprise né. Allora, ultimo aggiornamento giugno 2021, condizioni di licenza di questa licenza, perché dentro ci stanno gli aggiornamenti a gennaio, febbraio, aprile 2023 ci stanno gli aggiornamenti, però ovviamente la licenza qui è giugno 2021. Accettiamo. Allora, installa Windows e mantieni i file personalizzati, installa solo Windows, tant'è, spazio unità 0, 223 giga, va bene così, e vai su tutto l'hard disk che c'è. Sto copiando i file. Allora, vi faccio vedere, per chi è collegato, mi fa piacere che oggi siete così tanti. Allora, questo è Diamond Boot CD, vedete che dentro c'è pure Iren. Per quelli che sono all'interno, cioè che sono stati sistemisti come me, sapranno benissimo cos'è Diamond Boot CD, l'Iren Boot CD, DigiWiz, sono tutti tool per andare a recuperare installazioni danneggiate, per andare a lavorare. Vedete, questo è l'ultimo Iren Boot CD, il 15.2. Poi, che vi posso far vedere? Guardate, questo è XP che si avvia da pennetta USB. Voi sapete che Windows XP non poteva assolutamente partire da USB per una limitazione imposta da Microsoft. Ok, basta Biro, basta. Questo è Iren's Boot CD a 64 bit con P64. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere tutti i tool che avevo io. Questo è ICE XP,
questo qui purtroppo non si legge, full driver eccetera. i6P era una versione di Graphic Grisnash più italiano di me praticamente, tra l'altro già sta al 39% di copia dei file, quindi guardate quanto corre. Il PC prima ci ha messo circa 5 minuti e mezzo solo per avviarsi, qui invece già siamo al 50% della preparazione dei file, stesso computer, stessa RAM, perché questa qui che ho provato a metterci non veniva riconosciuta. Può darsi pure che la scheda madre supporta solo 4 GB di RAM, e io ci ho messo una RAM sola da 4 GB. Stiamo al 55%. Allora, oltre a Iren Boot CD, c'era appunto, vi stavo parlando di Windows XP di Graphic Grisnash i6P. Ne sono uscite tante versioni. Poi magari per chi è interessato mi lasci un commento a questo video e vi dico, per chi è nostalgico come me, magari in una virtual machine si vuole vedere questi Windows XP moddati, vi dico dove andate a prendere, perché io li ho messi tutti quanti da una parte dove stanno al sicuro, dove uno li può sempre trovare e chiunque li può scaricare. Ok? Allora, questa intanto è la custodia dell'hard disk che sta dentro. E adesso stiamo già al 71%. Graphic Grisnash, che è italiano, aveva fatto questa versione moddata di Windows XP. Allora, oltre a questo, vi consiglio, se dovete cercare un Windows 11 da installare, che tanto in rete se ne trovano tantissime versioni, cercate quella Unattended Install, Unattended si scrive, Unattended Install, perché quelli con l'Unattended Install voi potete mettere la pennetta come ho fatto io. Certo, serve una pennetta da 8 GB, questa è da 128 e sprecata. Comunque io la sto usando solo per questo test, poi la formatterò e ne utilizzerò una da 8 GB, che adesso non mi capitano per le mani, non lo so dove stanno, so pieno, stanno dentro un contenitore che non ho trovato, quindi ho usato questa. E niente, praticamente le Unattended Install hanno una marea di programmi che vengono installati in automatico durante l'installazione di Windows. Quindi uno può lasciare lì il computer, se ne va, fa altre cose eccetera, quando torni trovi il computer già tutto bello e installato con tutte le applicazioni, che ne so, Office, Acrobat Reader, WinRAR, tutte queste applicazioni più famose vengono installate in automatico nel computer con una funzione particolare dell'installatore di Microsoft che si chiama Unattended Install. Quindi vengono preconfigurati durante la fase di installazione di Windows. Allora, abbiamo fatto già quasi tutto, sta installando gli aggiornamenti ma la rete non c'è. Tra l'altro, quindi già installato le funzionalità, già c'è il baffo. Voi non lo potete vedere perché voglio vedere se riesco a modificare la visualizzazione della videocamera in live allora, mettiamo un po' qua. Allora, configura il video. Vediamo un po' se metto, no. Allora, luminosità, se la diminuisco, ecco, è meglio. Adesso dovrebbe partire da hard disk, quindi facciamo un attimo cancel, che gli dobbiamo dire di partire da hard disk. Allora, adesso gli andiamo a dire nel boot hard disk drive, questa la mettiamo sotto e così dovrebbe partire Kingston, esatto. Allora, andiamo a vedere perché guardate quanto ci abbiamo messo, cioè che ore sono? Le 20:19, niente praticamente, e abbiamo installato, vedete adesso si dovrebbe leggere meglio, ho diminuito parecchio la luminosità, vediamo un po' se rende, diciamo gli ok. Ok, comunque già vedo che corre una cifra, corre proprio tanto. Windows 11, la schermata di avvio di Windows 11, avvio dei servizi in corso. Tra l'altro le USB sono pure USB 2.0 a bordo di questo computer, non è un USB 3, se era USB 3 ci avrebbe messo ancora meno. Vediamo un po', avvio dei servizi. E comunque già questa lucetta la vedete, voi non la vedete più, vediamo se riesco, ecco, adesso la vedete che lampeggia, mentre prima era fissa,
ok? Me non mi vedete più perché ho abbassato. Biro, basta, a cuccia, non c'è nessuno, a cuccia. Ok, qua dice fase preliminare. Non so se... no, perché per ingrandirlo di più sul monitor poi non si vede più tutto il computer. Vabbè, fase preliminare. Ve lo leggo io, tanto qua sotto. Fase preliminare dice, e sta installando appunto Windows 11. Allora, quindi dicevo, cercate Windows 11 un attend install, poi con Rufus o programmi simili rendete la pennetta avviabile con la ISO che avete trovato su internet e vi installate il vostro Windows 11 già completo di tutti i software che volete. Se io accendo questa, che succede? Niente di che, però aiuta. Allora, fase preliminare, sta lavorando sull'hard disk, non penso che la chiavetta serva più, però la lasciamo. Vediamo questa fase preliminare. Ripeto, Windows con 4 GB di RAM, dual core E6006. Fase preliminare, così vediamo come va. Sono curioso, molto 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 curioso. Va avanti, carica. Vabbè, sta andando. Questa fase è un po' più lunga. Allora, quindi vi stavo facendo vedere anche, mo ve ne faccio vedere qualcun altro, va, di segreti, tanto oramai questa roba è talmente vecchia che è come me, io sono invecchiato. Io purtroppo non mi sono voluto aggiornare fino ad ora e adesso invece ho ripreso in mano tutto l'ambaradam proprio perché voglio riprendere in mano tutto quanto. Vedete? ICE V3 Safe Mode, vedete? Per recuperare le password, per recuperare qualunque cosa. Qui addirittura c'è un Windows Vista, ma questa è la preview di Windows Vista. Allora, questo è il DigiWiz, vedete, agosto 2008, questo qua, mini PE. PE significa Pre-Installation Environment, perché era un ambiente di sviluppo che la Microsoft si era creata per analizzare il PC prima di installare Windows XP, per verificare eventuali incompatibilità. Vedete, questo è Windows Vista 3264 bit by Raffa Ultimate, i6P, un'altra versione, contiene IREM boot CD 9.6. Basta, Biro. E insomma, queste è tutta la mia vita in due porta CD, questo e quest'altro. Questo che fa la pubblicità anche a IT Point, negozio di informatica che qui a Via Gasperina poi ha cambiato nome, è diventato Exit Point, e questo invece è un porta CD classico che si trova dappertutto, mi pare che lo pagai 3 euro. E sono pieni di materiale anni 2000, quindi pieno di roba vecchia che però per me ha fatto la storia. E quindi qui c'è scritto solo un momento e sta installando. Io sto aspettando che mi facciano una versione di Windows 11 per il Commodore 64, però ci stanno lavorando, ci stanno lavorando. Allora, solo un momento, magari faranno una versione moddata del Geos, che io sono molto affezionato. Chi mi conosce, mi segue, sa che io sono affezionatissimo al Geos della Berkeley Softworks. Eccoci qua, mi sa che è caricato, ecco qua. Questo è l'avvio di Windows 11, lo vediamo. Poi ci stanno pure specci, anzi mi sono scordato una cosa che ora la vado a prendere, anzi approfitto, vi lascio così. No, vediamo un po' che è scomparso. Tac, connettiamoci ad una rete, non ho internet. Ok, connetti ora per iniziare a usare il tuo dispositivo. No, continua con l'installazione limitata, non ce ne frega niente. Non mi voglio creare account Microsoft che non mi serve. Chi userà il dispositivo? Utente successivo. La password non la mettiamo.
Ok? Guardate, questo è proprio l'avvio di Windows 11. Ciao! Ciao! Me saluta. Preparativi in corso. Preparativi in corso. L'operazione può richiedere alcuni minuti, non spegnere il PC. Chi... Non tocco niente, io, figurati, io tocco, no... Boh, anzi, faccia. Io volevo andare un attimino, anzi, mo ci vado un attimo di là. Allora. Allora, siccome anche se ho il router qui a 2 metri, non ce l'ho un cavetto di rete LAN da 2 metri adesso a disposizione, ci attaccherò con questo, come ve lo faccio vedere. Guardate, antennone 5 GHz, 2,4 e 5 GHz. L'ho preso dal PC di mia moglie in prestito con tanto di prolunga, così uno l'antenna la può mettere dove gli pare, dove prende meglio. Questo è l'antennone TP-Link, Maxla, mi funziona benissimo, ma comunque questa, guardate. E mo ho messo la luminosità pochissimo, forse qua lo vedete quanto è grossa. Questo è uno schermo da 15 pollici, guardate quanto è grossa sta antenna. Comunque, vabbè, vi posso far vedere sulla mia mano, guardate, è un palmo completamente. Comunque, questo è quasi fatto, qui dice quasi fatto. Oh, eccoci qua. Allora, questo è Windows 11. C'è Edge, la posta, calendario, store, foto, impostazioni, calcolatrice. Allora, io la prima cosa che voglio fare però, c'è sta ancora la rotellina che gira. Attenzione. Va bene. Allora. Oh, si è verificato un problema durante il caricamento dei widget, non ce ne frega niente, perché ovviamente non sta in rete. Verifica connessione, non ci interessa dei widget. Bene, molto bene. Questo è Windows, funziona, però io lo stesso. Ok, questo se ne va, noi andiamo qua, poi andiamo qua perché voglio vedere una cosa. Arresta il sistema. Sto eseguendo l'arresto perché voglio vedere quanto ci mette adesso Windows a partire. Sto eseguendo l'arresto. Sbam, spento. Leviamo la pennetta con Windows 11, levata. Attenzione, allora sono le 20:28, accendiamo PC. 20:28, vediamo un po'. 20:28, ancora non ha caricato il BIOS, vabbè, 20:29 erano pochi secondi di 28, quindi calcoliamo 30 secondi. Se ne è andato il BIOS, sta caricando Windows, quindi sta a circa eccolo, utente, neanche un minuto, stava un minuto adesso, diciamo, va, contro i 5 e passa minuti di prima, eccolo qua, poco più di un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo Windows è disponibile. Allora adesso io voglio metterlo in rete. A questo punto attacchiamo sta cosa qua, lo andiamo a mettere in rete. Tanto dovrebbe trovare i driver da solo Windows 11 di questa pennetta. Ecco qua, già trovato tutto. Allora, vedete? Allora, devo andare a mettere, vedi, Realtek già ha visto wireless LAN. Allora, disponibile. Allora, andiamoci a connettere ad una rete. Ci colleghiamo ad una rete 5G. Mettiamo connetti automaticamente, sì, perché sennò mi richiede la password.
Ok, ho digitato la password. Sto verificando i requisiti di rete connessa. Allora, io ovviamente Edge non mi piace tanto, lo utilizzo per andare a scaricare. Vediamo come va questo computer così. Allora, io voglio scaricare CH-Rome. No, non mi interessa a me di fare niente. Gestisce, eccetera. Inizia senza i tuoi dati, non mi interessa. Resta sempre generico, non consentire, conferma e continua. Non fare niente, non consentire, conferma e continua. Non mi rompe. Allora, a me benvenuto non mi interessa. Allora, CH Rome e voglio andare a scaricare Chrome. Ma come non è necessario? Vai, scarica ora Chrome. È necessarissimo invece. Che Edge vuole sapere tutto. Allora, non è necessario. Perché non me l'ha aperta? Oh, rifiuta. Vabbè, Chrome, browser. Ammazza, e andiamo. Allora, scarica Chrome per Windows 10, 11 a 64 bit. Guarda che è una cosa incredibile che bloccano. Ecco, ora mi chiede l'autorizzazione. Ecco, scarica Chrome. Scarica Chrome. Non voglio aiutare nessuno, accetta e installa. Chrome per Windows. Eccoci qua. Eccolo qua il setup. Apri. E stiamo installando già il browser. Poi voglio installare Specci. Comunque già si muove molto più veloce di prima, Allora, Google Update Setup, vuoi consentire a quest'app? Sì, perché sennò non me lo installa Chrome Setup. Allora, ci sta la cosa che tra l'altro già mi ha visto la scheda video, già visto tutto, io non ho dovuto installare neanche un driver, cioè già funziona. Qui c'è sta installazione, questa è la cosa con l'installazione in corso. Andiamo a vedere, poi lo mettiamo pure come predefinito, Chrome, eccolo qua, download in corso, 15 secondi, 14, 10, 9, pochi secondi, guardate, mancano, 7 secondi, sta scaricando Chrome che chissà quanti mega so, 300 mega, 200 mega, non lo so. Comunque, stiamo facendo un'installazione di Windows 11 su un vecchissimo PC, sono le 20:33 di questo 23/4/2023, Ok, in attesa dell'installazione, installazione in corso. Sembra che va molto bene questo PC vabbè, con l'SSD e con Windows 11. Vediamo un po' se è utilizzabile di più. Tra l'altro, se riuscissi a trovare una RAM, devo prima vedere se è compatibile la scheda madre, se riesce a gestire 8 GB di RAM, altri 4 GB non sarebbero male, però non so neanche se lo riuso perché poi è vecchissimo sto PC, quindi bisogna vedere perché magari per andare su internet, per fare queste cose qui può essere pure comodo, Allora, Chrome è partito, quindi qui chiudiamo questo. Ho chiuso Edge e questa è la finestra di Chrome, eccola qua. Inizia, avanti. Ok, scegli uno sfondo, no, io Chrome lo voglio bianco. Imposta come predefinito, ovviamente ora mi aprirà per selezionarlo io, perché non possono più le applicazioni mettersi da sole come predefinite, quindi io devo andare su internet, contatti, Google Chrome, app predefinite, account di posta, Google Chrome, ecco. Allora, qui bisognerebbe mettere imposta predefinito Google Chrome. Ok, ha messo come
predefinito Google Chrome. Ma adesso mettiamo pure, perché per i PDF usa sempre Edge per tutto quanto, invece io voglio utilizzare Chrome per tutto. Ok, imposta Chrome come predefinito, torniamo indietro. Allora, impostazioni, internet, non c'è, foto, family, Google, hub, ma forse browser internet, come l'hanno messo? Vabbè, comunque io l'ho messo come predefinito, dovrebbe essere predefinito. Continua. Allora, andiamoci a vedere come va YouTube. youtube.it.com, quello che ti pare. Va abbastanza veloce, devo dire la verità. Questo è un computer vecchissimo, Allora, altre opzioni, rifiuta tutto. Questi sono i cookie che ci vogliono spiare. Vediamo il mio canale, Renato De Vita, eccolo qua il mio canale. Ovviamente non ci stanno le casse attaccate, vedete il mio canale, vedete com'è già veloce, mamma mia. Andiamo a vedere la live, troppo forte che posso vedere la mia live. Vedete dentro Windows 11, io su questo PC con cui sto facendo la live c'è installato Windows 7. Allora, no, Marti vuole rimanere anche stasera a dormire. Ok. Gli devo rispondere un attimo a mia moglie. Allora, aspettate che gli risponda a mia moglie. Io sono in live. Ho quasi finito. Allora, vogliamo installare Specci. Vedete, questa è la live in live infinita. Infatti qua fa l'effetto di infinito. Va bene, quindi usciamo da Google Chrome. Anzi no, vabbè, l'ho chiuso. Ok, si chiude pure abbastanza veloce. Andiamo a vedere. Ok, si apre immediatamente. Specci, rifiuto tutto perché ovviamente io non ho detto di salvare niente. Specci Free Download. Specci è un programma per analizzare l'hardware che abbiamo a disposizione. Allora, vediamo, Specci Reject All, pure qui. Download la free version, cioè basta e ci avanza. La free version, eccola qui, sta scaricando. 3, 2, 1. Mo c'è l'antivirus di Windows che lo sta controllando. Comunque apri. Ok, eccolo qui, Specci, sì. Ok, sta installando. Eccolo qua, customize, perché sennò allora desktop va bene, quest'altro no. Install Specci 32, Specci completo, run Specci. Allora, qui ovviamente mi apre il sito di Specci, non mi interessa. E adesso andrà a controllare, vedete? Qui mi dà tutte le informazioni, quindi vi posso dire. Allora, come sistema operativo ha rilevato Windows 11 Pro 64 bit. La CPU è un Intel Pentium E6006 3 GHz 06, sta a 45 gradi. RAM 4 GB single channel DDR3 a 533 MHz. Ascoltatemi che queste informazioni sono molto importanti. La scheda madre è una Asus P5G41T-M con il socket del processore LGA 775 e la scheda madre sta a 33 gradi centigradi. Storage c'è un Kingston SA400S 372 40G 37 240G perché è un 240 GB SSD. C'è ovviamente il masterizzatore DVD RAM dell'LG, perché l'HL DT ST DVD RAM GH24NS70 ed è un serialata, quindi masterizzatore DVD serialata. Allora, dispositivo High Definition Audio perché l'audio è incorporato sulla scheda madre, così come la scheda video. Andiamo sul Graphics.
allora lui vede che c'è il monitor 1702 come sta scritto qui, che è questo qui, sull'Intel G41 Express chipset, quindi è il chipset grafico che sta nel processore e che quindi la scheda madre può sfruttare, ok? Quindi c'ha 1 giga, no, 1280 x 1024 la risoluzione ottimale di adesso, insomma la risoluzione che sta adesso, display monitor 3. Allora andiamo a vedere storage, optical drives, RAM. Allora la RAM è DDR3, 4 giga, ne ha usato il 58% di 4 giga. Vediamo un po' il task manager, no, non si apre da qua. Il task manager come lo apro? Io lo aprivo da qui. Gestione attività, eccolo. Allora, gestione attività, ovviamente è cambiato tutto, il task manager, vabbè, molto simile a quello di Windows 10, devo dire la verità. Allora, stato, esegui nuove attività, no, app avvio, utenti, prestazioni, vediamo un po' impostazioni, utilizza impostazioni sistema, processi, riduce icona, mostra non c'è. Allora, app in avvio, prestazioni, processi. Le prestazioni voglio vedere. Allora, le prestazioni me le dice un po' tutte quante, vediamo un po' la memoria. La memoria in uso c'ha 2,1 giga, disponibile 1,9, vabbè, ancora se riesce a lavorare. Ovviamente se riesco a metterci 8 giga di RAM, questo PC cambia da così a così. Ciao Mario, allora, ho installato durante questa live, quindi se vuoi puoi andare a rivedere indietro quello che abbiamo fatto su questo computer, Windows 11 da una pennetta di una pen drive su un coccio di computer, perché questo, come stiamo vedendo su Specci, è un Intel Pentium E6006 3 GHz6 con 4 GB di RAM. Ci abbiamo messo dentro un SSD a stato solido da 240 GB, ok, un hard disk solid state drive e ci abbiamo installato Windows 11. Ok, infatti qui sistema operativo Windows 11. Tra l'altro me lo dovrebbe dire anche se vado qua, proprietà. Io ancora non lo so. Gestione, sistema, no, sistema, eccolo, sistema, forse da qui. Io ancora non lo so usare Windows 11 perché è la prima volta che lo vedo insieme a voi. Io ho Windows 7, allora Pentium Dual Core CPU E6006, 4 GB di RAM, sistema operativo a 64 bit, Windows 11 Pro, versione 22H2. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che volevo fare insieme a voi prima di chiudere la live, tanto è durata pochissimo sta live. Quant'è che stiamo in live? 1 ora e 06. Pensavo molto di più, Allora, Windows Update. Allora, Windows Update. Allora, voglio controllare se ci sono aggiornamenti di Windows 11. Allora, scarica e installa tutto. Guarda la roba che c'è, vediamo un po'. Scarica e installa tutto. C'è una marea di roba qua, E allora, vediamo. Allora, siamo connessi in internet tramite stantennone, Sempre tramite stantennone. Guardate quanto è grosso. È quasi la diagonale del monitor da 15 pollici. Sei riuscito a far avviare un vecchio goccio e rivivere un vecchio goccio? Sì, poi non so che fine farà, però io li uso sti vecchi computer per fare dei test insieme a voi in tempo reale e vedere pure in tempo reale quanto ci vuole. Allora, a fare tutta l'installazione ci avrà messo un quarto d'ora, tutto compreso, tutto compreso. La live è durata un'ora perché abbiamo fatto prima vedere il tempo che ci metteva a caricare Windows 7 dal vecchio disco meccanico, ok? C'è un disco serialata dentro, serialata 3, dal disco meccanico ci metteva oltre 5 minuti a caricare il sistema operativo. Con l'SSD e Windows 11, quindi non con Windows 7, ma con Windows 11 e l'SSD ci mette 1 minuto e mezzo, 1 minuto e mezzo da spento, completamente da spento. Dopo rifacciamo il test, Comunque adesso sto installando gli aggiornamenti, già uno l'ha completato qua, completato l'altro aggiornamento, sta scaricando questo della sicurezza KB 2267602, sta all'80%, questo sarà abbastanza grande, gli altri li devo ancora scaricare. Sta scaricando anche l'aggiornamento per Windows 11 22H2,
a 64 bit e sta scaricando ancora, sta al 5%, sarà molto grosso. Comunque quest'altro l'ha scaricato, sta al 100%, Microsoft Defender. Vabbè, Defender è l'antivirus, l'antimalware. Ok, installazione in sospeso, download in corso, download in corso. Intel Corporation Update per il G41, pure qui scarica e installa. Download, Intel Corporation, scarica e installa. No, non me lo fa scaricare questo perché sta lavorando sugli altri due. Quindi sta installazione in corso 0%, download 2% del 22H2, questo è un altro sistema, il KB 5025239, è un aggiornamento abbastanza grosso di Windows 11, quindi ci metterà un po' di tempo. Le altre già le ha tutte completate. Vediamo se mentre sta facendo l'operazione di aggiornamento riusciamo a fare qualche altra cosa. Allora, andiamo sempre, io vado, come sapete, questo lo iconifico, voglio lasciare più icone possibili aperte, come è il mio solito sistema di lavoro, io lascio tutto aperto. Sto riaprendo Chrome perché ci andiamo a scaricare un altro mostro che è Adobe Reader. Adobe Reader, ok? Allora, Adobe Acrobat Reader, ok, lo andiamo a installare, vedete le icone di Adobe, andiamo ad installare Adobe Reader. Allora, sono tornati i miei e quindi Biro non c'è problema. Scarica lettore PDF, ok? Allora, Adobe Reader, scarica Adobe Reader, ok. Sta scaricando, a posto, vedo che si muove benissimo anche con tutte quelle applicazioni aperte e con l'aggiornamento che sta andando. Questo è Adobe Reader, eccolo qua, Adobe Reader, stiamo qua. Allora, download in corso Adobe Reader DC, adesso si chiama sempre Adobe Reader DC, stiamo andando, continuiamo ad aggiornare. Allora, vediamo un po' se così funziona. Certo che funziona. Allora, questo intanto sta facendo il download, installazione, sta continuando a fare il Windows Update. Qui lo leggete Windows Update? No, non si legge bene, ma tanto si riconosce il simbolino qua. Questo è Windows Update e questo è l'aggiornamento di Adobe Reader DC. Lascio questo perché questo è senz'altro più veloce, anche se sta scaricando, download in corso 15%, perché Adobe Reader è gigantesco. Intanto dietro c'è l'installazione degli aggiornamenti, questo stava al 5% e sta al 25% adesso. Quindi diciamo che il PC si muove abbastanza bene. Mo non voglio lanciare altra roba perché sta tutto quanto lavorando sull'SSD, poi questo SSD l'ho riformato magari, non lo so, mo vediamo. Poi voglio provare pure altre prove che voglio fare. Prendo questo SSD con Windows 11 preinstallato, lo sposto dentro un altro PC completamente diverso per vedere se parte. Quindi rimanete collegati e andate a vedere le live mano a mano che le faccio, perché voglio fare diversi test con questo Windows 11, che era quello che poi facevo una volta. Io avevo a disposizione tanti computer, tante cose per fare tutte le prove. L'ambiente di testing era basilare. Guardate qui che vi faccio vedere mentre sta scaricando, sta al 48%, vedete? Questo sembra un disco nuovo, leggete un po', 40 GB, cioè che vuol dire che è IDE. Mo con la telecamera impostata così non riuscite a vedere, ma qui ci sono tutte le zampette, diciamo. È un hard disk IDE questo, non è serio. Ecco, sono riuscito grazie alla luce. Vabbè, comunque l'avete visto che devo fare in modo che riflette la luce. Vabbè, insomma, si è visto che è IDE. Vediamo un po'. Ecco. No. Vabbè, si vede che IDE, dai. Il connettore lì è di quelli grossi a 40 pin. Vabbè, è un connettore 40 pin IDE, quello è uno dei tantissimi hard disk che ho, che abbiamo visto, che abbiamo smontato dai vecchi PC, ne abbiamo fatte tante insieme, andate a cercare.
qui intanto sta ancora installazione in corso 68%, ma qui dietro intanto ha completato già 1, 2, 3, 4 installazioni, sta scaricando quello gigantesco, ve l'ho detto sta al 7%, questo ci metterà parecchio, e quest'altro invece lo sta installando, sta allo 0%, sta facendo 2 installazioni contemporaneamente, Adobe Reader DC, e poi dietro c'è aggiornamento per Windows 11 22 H2, il KB 4023 057, l'aggiornamento di Windows. Li sta facendo tutte e due contemporaneamente. Questo sta al 79% e continua, 80%. Poi andiamo a installare altre cosette. Tanto quant'è che siamo in live? Un'ora e 13, un'ora e mezza, diciamo che ci fermiamo. Ok, vediamo quello che riusciamo a fare in un'ora e mezza, compreso di test per vedere se le RAM erano compatibili e non erano compatibili, compreso di test di avvio con Windows 7 e avvio con SSD e Windows 11. Abbiamo fatto diverse cosette, mi fa piacere perché era mia intenzione utilizzare questo PC proprio per fare questo lavoro, cioè installare Windows 11 e vedere come andava. Questo intanto è arrivato al 90%, lo vedete che la barretta è quasi arrivata, sta qui giù in fondo, sta al 90%. Qui ovviamente il disco sta leggendo parecchio, vi ho lasciato anche per vedere quanto legge e scrive il disco, quindi quello è importante, il LED degli hard disk. Se non avete i LED davanti al vostro PC o avete i PC portatili senza più i LED, scaricatevi HDD LED, si trova su internet, anzi ora lo proviamo a installare anche qui. È un programma che tra virgolette è shareware, quindi andrebbe pagato, e niente, è molto comodo perché vi mette dei quadratini sul video e voi vedete quanto stanno lavorando gli hard disk, ma non solo, vi dice anche quali sono i processi che stanno leggendo e scrivendo sull'hard disk in quel momento. Comunque siamo al 90%, guardate come lavora l'hard disk, 90%. Questo ha completato, praticamente l'ha completati tutti, manca solo di quello lì. Allora intanto invece voglio fare scarica e installa questo, voglio vedere, niente, questo scarica e installa, lo dovremmo fare dopo che ha installato questo, ve lo dico io perché infatti non ce la fa a installare questo qua perché deve prima finire questo. Ok, intanto io rivado su Adobe Reader, 90%. Non è che sta aspettando l'input dall'utente? No, questo si può chiudere, è il sito di Adobe. Vediamo un po'. Speci, gestione attività, questo è il Task Manager, no. No, sta installando. Questo comunque dice download in corso 100%, quindi quel grande file di aggiornamento è stato scaricato tutto. Questo si è fermato però al 90%, non va più, però dice installazione in corso e non tocchiamo niente. Vediamo tramite speci la temperatura, ecco la CPU sta a 59 gradi, stava a 58 balla tra 58 e 59. E la ventola qui non è mai stata pulita, non è mai stata cambiata la pasta termica ed è la ventola originale Intel venduta col processore. Al giorno d'oggi con le ventole originali vendute col processore e la pasta termica che tiranno insieme non è più consigliabile utilizzarle perché i processori scaldano molto di più e bisognerebbe installare un raffreddamento addirittura a liquido, ok? Quindi per i nuovi computer hanno dovuto sviluppare e inventare dei nuovi sistemi di raffreddamento. Per questi computer vecchi, adesso vi ho fatto vedere, ci stanno due ventole del case e una ventola sulla CPU. Le due ventole del case mandano l'aria calda fuori, quella della CPU la manda verso l'alto, tutta l'aria calda, che ovviamente scalda la letta di raffreddamento, e quindi in questo modo la CPU non va troppo in alto di temperatura. Siamo arrivati a 60 ma è scesa subito a 59, voi non lo potete vedere ma qui mi fa tra 60 e 59, 60, 59 e 58, 60, 59, 58 e l'hard disk come vedete sta leggendo, scrive perché sta facendo tutte queste installazioni. Comunque vediamo se riesco a fargli fare qualche altra cosa perché sono curioso. Questo Acrobat DC. Allora riapriamo Chrome.
Io riapro Chrome. Vediamo se riesco a riandare sulla mia live stessa, youtube.it, eccoci qua. Mentre sta facendo le installazioni io continuo a caricare e ad andare. Andiamo sempre su Renato De Vita, vai, eccolo qua, Renato De Vita. Eccoci qua, siamo in live, clicchiamo sulla live e siamo in live. Si installerà Windows 11 su un coccio? E adesso potrei mettere tranquillamente di sì. Tranquillamente, ma proprio rilassatamente posso mettere che sì. Si può installare Windows 11 su un coccio. Ok? E non solo Windows 11, ma anche Adobe Reader, Speci e quant'altro. Allora, vediamo un po', andiamo ad aprire un altro tab. Allora, su quest'altro tab che ci vogliamo installare? rarlab.com e ci andiamo a installare WinRAR in italiano, greco, ungaro, in italiano 64 bit. Strano che ancora lo fanno pure a 32. Vai con WinRAR. Sto installando anche WinRAR che escono sempre versioni nuove. Bello, figo. Ok, eccolo qua, WinRAR installa. Questo è piccolino, si è già installato. Massimo, mettici pure le ISO e i jar. Ok, perfetto. WinRAR installato. Chiudi. Allora, eccolo qua. Vabbè. Allora, che altro ci possiamo mettere? Speci, WinRAR. Ma ci voglio mettere pure qualche altra cosa. HDD LED e poi HDD Tune. HDD LED Indicator, eccolo qua. È questo. Allora, free download HDD LED Indicator. Lo andiamo ad installare. Anche questo è un programmino piccolino ma consigliato. Ok, vediamo un po'. Secondo me Adobe si è impiantato. Qui tocca fare un riavvio, se no si è impiantato tutto. Devo andare di là. Allora toccherà fare un riavvio, se no si pianta tutto qua. Allora aspettiamo che prova a installare questo HDD LED. Eccolo qua, I agree. Ok, next, install. Pure questo velocissimo, installato, già fatto. Vabbè, avvia automaticamente all'avvio di Windows, è finito. Allora, HDD LED Indicator, mi sta avviando pure HDD LED, mazza. Ok, la configurazione non prende niente. Eccoli qua, però noi andiamo su Apparenze. Allora, diciamo che deve essere fast l'aggiornamento, però le icone devono essere large, anzi con sta risoluzione extra large. Ecco, però c'è sta troppa roba. Queste non li mettiamo e mettiamo solo i dischi fisici, però al no, physical drive no. Ok, questo dovrebbe essere il masterizzatore, physical drive 1 e lo 0. Vedete, ho messo questi due 0 e 1 che sono i due dischi. Ok, e lo 0 ovviamente sta lavorando, lampeggia esattamente come quello sotto, però qui in più con HDD LED Indicator qui vi si apre una finestra con tutti i processi che stanno leggendo e scrivendo sull'hard disk. Ok, che poi adesso lo fa pure gestione questo qua di Windows, perché questo di Windows, se voi andate sul disco, vi dice automaticamente tutti i processi. Io mi ricordo che lo facevo già Windows 10, non lo so dove sta.
Vabbè, comunque c'era sta cosa, visualizza l'epilogo tra, vabbè, non lo so. Comunque qua c'è sta tutto il grafico pure qua, se volete bizzarrirvi qua. Allora, quell'altro che era HDD check, c'era un programma molto buono per il controllo degli hard disk, HDD scan mi pare che era, HDD scan, download, sempre per fare testing, cose. Allora, ciao Steve Commodore. Allora, questa che macchina è? C'ho Speci qui aperto, proprio perché chi mi chiede. Allora, è un Intel Pentium E6006 3,6 GHz, temperatura al processore 57 gradi. La motherboard è una Asus P5G41T MLX, socket LGA 775, 4 GB di RAM, 4 GB di RAM e SSD appena montato Kingston da 240 GB. Ok? Così sapete che macchina è un coccio, 4 GB di RAM, non c'ha scheda video. La scheda video che andiamo a vedere cliccando su Graphics è una Intel G41, quindi è la scheda video integrata nel processore che viene rilevata dalla scheda madre, e quindi quello che vedete è la grafica prelevata dal processore. Eh sì, gira benissimo, è un fulmine, ragazzi. Qui al giorno d'oggi, se non c'hai 32 GB di RAM, se non c'hai un Intel i9, se non c'hai una scheda video con altri 16 GB a bordo, se non c'è con le GPU, perché bisogna avere le GPU, se non c'è tutta questa roba non sei nessuno. E invece questo io gli sto facendo fare un fagotto di cose, perché qui guardate, queste sono le icone, tutte quante le cose aperte. Vedi, poi qui ha finito. Allora, Adobe Acrobat Reader DC ha finito e gli diciamo ok, termina, e andiamo a vedere come stiamo messi con gli aggiornamenti di Windows. No, Windows tocca fare riavvio purtroppo. No, sta installando, sta al 25%, noi non ci interessa niente, noi lo rimettiamo da parte questo e continuiamo a installare altra roba. Allora, questo era HDD scan. Fatemi vedere se ha finito di installare HDD scan. Sì, sicuramente sì. Che altro volevo installare? Datemi un consiglio su che altro ci possiamo installare sopra per... Vabbè, facciamo burn-in test. Burn-in test. Installiamoci pure il burn-in test della Passmark, programma che io utilizzavo sempre per fare il test di prestazioni. Andiamo a installare ovviamente il free trial, tanto io lo devo usare 5 minuti per vedere che funzioni tutto. Download burn-in test edition 10.2 32 64 bit. Vabbè, Win, quello che vi pare, sì, quello che vi pare. Leviamoli questi, mettiamoli un po' qua più giù, se no mi rompono le palpebre. Questo è HDD LED Indicator, che mi fa vedere gli hard disk quando leggono e quando scrivono, perché se voi non avevate il case con il LED, come fate a sapere se sta lavorando sull'hard disk? Tranquillamente con questo softwareino, ok? È per quello che uso il Mac M1. Beh, i Mac sono Mac, non tocchiamo i Mac, perché secondo me oramai la forza dei Mac, visto che hanno pure loro i processori Intel e l'hardware praticamente è quello, sta tutta nel sistema operativo. Sistema operativo che io qui purtroppo, guardate, se io scrivo qui regedit, ok, e vado a fare editor del registro di sistema, pulsante destro, vi faccio vedere una cosa, questo è Windows 11, esegui come amministratore, poi dopo facciamo, sì, voglio fare il registro di sistema, guardate, regedit, è lo stesso di Windows 95, mi fate incazzare, eccolo regedit, è lo stesso di Windows 95. No, ma io ho Windows, su questa macchina con cui sto facendo la live adesso, questa che sta qui, c'è Windows 7, OBS non si aggiorna più, Chrome non si aggiorna più un tubo su sto Windows 7, però intanto va,
Cioè sto facendo la live, ogni tanto si blocca il microfono della webcam, però per il resto va. Però questa ha 16 giga di RAM, non c'ha neanche un SSD dentro, per il sistema operativo gira su un hard disk SSHD, un SSHD da 1 terabyte. Gli SSHD erano dischi misti con una parte SSD stato solido e una parte hard disk tradizionale meccanico. Quindi, allora, guardate, questo è il registro di sistema, ve lo metto a tutto schermo. Qua avete tutte le voci del registro, voi non potete vederle bene perché sono scritte piccole. Comunque qui ci stanno le voci di registro, tutte le cartelle con dentro le voci di registro. Sono uguali a quelle di Windows 95! Sono uguali! Ok? Ovviamente qui ci sarà molta più roba. Cioè, però, se uno sa dove andare a mettere le mani dentro al SAM, se uno sa dentro System, cioè, qui ti puoi rifare Windows 11 come se fosse Windows 95. No, non vi voglio dire altro. Questo perché quando uno dice so sistemista senior, so quello, so quell'altro, uno dice se vanta, no. Sono cose che vi posso dire. Andando a lavorare qui dentro, guardate se io devo ammazzare le zanzare già. Allora, lasciamo stare il registro di configurazione. Finiamo di installare Burning Test. Mi fanno arrabbiare. Ok, guardate come corre. Dual core. Fatto prendere un colpo. No, vabbè. Io sto aspettando Windows 10 per Commodore 64. Ma la Berkeley Software che fine ha fatto quella che ha fatto il Geos? Che un altro poi da scuola e dopo scuola il Geos qua. Vabbè, lasciamo stare. Non ci frega di vedere niente perché lo voglio lanciare dopo. Voglio vedere a che punto sta l'installazione degli aggiornamenti. Qua. 69%. Dai, aspettiamo questo perché poi voglio fare un riavvio, però sta live è durata già troppo. 1 ora e 29. Dai, sbrigati che la volevo fare da 1 ora e mezza. Sbrigati! Mannaggia sto computerino di mio padre, che poi mio padre l'ha usato tanto sto computer, stava sempre acceso, sempre in funzione e quindi ha lavorato parecchio. Eppure come vedete si difende bene. Ho messo di nuovo solo un SSD, tra l'altro guardate, SSD preso da Amazon, 18 euro in offerta, quindi con soli 18 euro, SSD della Kingston 240 giga, e poi pennetta USB qualsiasi, almeno da 8 giga, e dentro c'è la ISO di Windows 11. Ok, questo sta ancora lavorando tantissimo, lo vediamo da qui. Allora, che altro volevo fare? Volevo fare tante altre cose. Burning Test, Adobe Reader. Che altro ci vogliamo installare qua? Su, forza. Ecco, qua abbiamo Passmark. Non so, che mi consigliate di installare? Ah sì, vabbè, lui ha utilizzato il case che adesso è in vendita, però costano dai 150 euro in su, il case della Commodore USA, Steve. Allora, io ho partecipato all'epoca, c'avevo un negozio di computer, io volevo diventare importatore dei C64X della Commodore USA, però costavano uno sproposito. A me proposero che dovevo acquistare 50 unità, premetto che alcune unità costavano 1000 euro e dovevano essere miste, quindi dovevo investire una marea di soldi, cosa che poi non ho fatto perché tanto non si sono venduti questi computer. Poi è morto pure il fondatore di Commodore USA, quindi mi sarebbero rimasti sul groppone tutti sti computer che non avrei mai venduto, ci avrei rimesso una marea di soldi. Comunque erano dei case per schede madri PC mini ITX, che so quelle quadrate che si utilizzano per i case mini, quei case proprio quelli piccolini, che all'epoca si utilizzavano anche da mettere dietro ai televisori, perché all'epoca non c'erano smart TV come adesso, stiamo parlando del 2011-2012, quegli anni lì. No, non si è fatto più nulla perché lì c'era una scheda madre particolare con le porte particolari. Lì per utilizzare quel case, tra l'altro con la tastiera e USB, bisogna fare degli accorgimenti. Ti stavo raccontando appunto questa storia. Fecero un sistema operativo che si chiama ancora, perché è in beta 2, però io ce l'ho, se volete ve lo do, ce l'ho avuto tanto tempo in test su un PC
che poi è questo qui che sto usando per fare le live, lo stesso PC che io ci avevo messo su un hard dischetto a 2 pollici e mezzo, Commodore OS Vision, basato su Linux Mint. Era tutto Linux Mint moddato, bellissimo. Andate sul mio canale YouTube, c'è tutto un video dedicato a Commodore OS Vision, andatevelo a vedere quel video, perché Commodore OS Vision a mio avviso era un bellissimo sistema operativo. Quindi sta al 78% nel frattempo. È stato un bellissimo sistema operativo basato su Linux, anche se poi venne abbandonato in versione beta. Però c'aveva tutti gli emulatori, VIC-20, Commodore 64, Amiga e chi più ne ha più ne metta. C'erano tutti gli sfondi animati, le esplosioni delle finestre quando le chiudevi, tutti effetti audio associati diciamo, al sistema operativo. Quindi se tu chiudevi una finestra, sì, tutto in blu, tutto in blu era quello di default che ti installavi tu, ma poi era tutto completamente personalizzabile. Cioè alla fine dell'installazione rimaneva così blu, perché richiamava molto il Commodore 64 su cui doveva essere installato, mentre quello girava. È un sistema operativo solo a 64 bit, quindi richiedeva un processore a 64 bit, che nel 2012 non erano tutti a 64 bit, attenzione. Quindi richiedeva un processore a 64 bit per essere installato, richiedeva una scheda video meglio se Nvidia, perché all'epoca le ATI non erano supportate, bisognava conoscere un po' di Linux. Io lo conoscevo, quindi lo potevo installare dove mi pare. Io l'ho installato su diverse macchine pure per fare dei testing all'epoca. Bastava disabilitare e disinstallare tutto, diciamo, la parte relativa alla scheda video Nvidia, che era già presente di default dopo l'installazione. Andavi a rimuovere tutto e poi riinstallavi andando a lavorare anche magari a manetta con l'editor di testo su dei file di configurazione di Linux, e potevi usare anche una ATI, che all'epoca si chiamavano ATI, adesso le ATI non esistono più. Ok? Qui siamo arrivati all'88% intanto, e quindi erano dei computer troppo costosi per quello che ti davano. Ok, c'erano anche il masterizzatore, l'ultima versione, quella che costava mi pare intorno ai 1500 euro, c'aveva il masterizzatore Blu-ray incorporato, ma a quel punto non era più un Commodore 64, era un PC travestito da Commodore 64. Allora ritorniamo a bomba che il Commodore 64 rimane il Commodore 64, tutto quello DC64, DC64 mini, A500 mini, quello che vi pare, sono tutta roba in emulazione. Non abbiamo l'hardware che rendeva uniche le nostre macchine. Allora, se tu puoi fare un nuovo Amiga, fallo un nuovo Amiga, chi ti dice niente, però ci devi mettere un hardware talmente particolare, talmente all'avanguardia come era Amiga all'epoca. Non ci scordiamo che quando noi lavoravamo su Workbench, sul PC c'era MS-DOS, cioè non ce lo scordiamo mai. Anche l'Apple c'aveva, ecco qua, riavvia ora, ha fatto. Vediamo quanto poco ci mette a fare il riavvio. Allora, sono le ore 21:13, diciamo, sto eseguendo il riavvio. Tra l'altro deve fare un'installazione grandissima di aggiornamenti di Windows. 21:13, riavvio in corso, sta scrivendo sull'hard disk, come vedete. Gli aggiornamenti sono in corso, tenere il computer sempre acceso. Finito di fare questi aggiornamenti, facciamo l'ultimo test di avvio e poi Amiga stava parecchio avanti. Allora non ci scordiamo che avevamo un sonoro stereo su PC, su Amiga, quando sul PC avevamo bisogno delle Creative Sound Blaster. Io ho tantissime schede audio, tra cui le Sound Blaster ISA, c'ho le Sound Blaster che andavano dentro i 486 con i macro channel. Cioè, io che l'ho vissuta in pieno tutta l'evoluzione, Amiga stava talmente tanto avanti. Tu potevi giocare a Street Fighter con joystick a casa su Amiga, quando il PC tra un po' manco c'aveva il joystick, c'aveva quei cosi analogici che andavano bene per i simulatori di volo e basta. Cioè, il problema era quello. Il PC partiva MS-DOS, dovevi scrivere Win per avere il sistema operativo a finestra, che poi non era manco un sistema operativo, ma era un programma che si appoggiava a MS-DOS, che era il sistema operativo. Capite? Poi Windows 95, primo sistema operativo a finestre di Microsoft, perché uscì dopo Windows 3.1, 3.11 per Workgroup. Poi alla fine non potevano sempre mettere sto MS-DOS di base, e allora fecero Windows 95, che all'avvio del PC
partiva direttamente Windows 95 quando uno andava dentro, anzi ma voglio provare a farlo appena si riavvia. Questo sta all'8%, sta installando un aggiornamento enorme, quindi ci metterà un po' di tempo, quindi vi racconto un po' di storia. Quando andate dal prompt delle comande e scrivete la parola ver, lui ti deve dire che versione è il sistema operativo. Se voi andate su Windows 3.11 ovviamente dovete andare nel prompt che c'era sempre, il prompt delle comandi anche dall'interno di Windows, scrivete ver, vi diceva MS-DOS versione 6.22 bla bla. Mentre invece se lo fate da Windows 95 vi dice Microsoft Windows 95 versione 2. È tutta la subversion di Windows 95. Mo lo facciamo pure qui con Windows 11, vi faccio, come vi ho fatto vedere il regedit, vi faccio vedere che c'è ancora CMD dentro Windows 11, quindi è sempre la stessa torta, trita, ritrita, non l'hanno mai riscritto questo sistema operativo, l'hanno migliorato, hanno preso spunto da quello che era un sistema operativo stabilissimo, dedicato ai server. Sì Steve, io sono del 74, classe 74. Allora, quando nacque Windows 2000 Professional, c'era scritto sviluppato su tecnologia NT. Che cos'è NT? Windows NT Networking era un sistema operativo per i server. Poi fecero pure Windows NT Workstation. Windows NT Workstation girava su dei PC particolari che erano definite workstation e servivano per lavorare in 3D o fare grossi lavori di calcolo, lavori pesantissimi, ed erano delle workstation. Avevano bisogno di un sistema operativo stabilissimo che non si bloccasse mai, lo stesso sistema operativo che doveva essere usato sui server. Infatti Windows NT Workstation 4.0 era un Windows NT Server, eliminando tutti quei servizi che sono integrati nella versione server ma che nella versione workstation non erano utili. Quindi avevano fatto una versione per l'utente finale di Windows NT Server chiamandola workstation. Su questo sistema operativo così stabile, molto più stabile di Windows, grazie, benvenuto anche a te, visto che ti ho appena installato e ci stanno i pallini che girano, però mi hai fatto far tardi con la live perché sono 1 ora e 40 di live, sono le 21:18, dobbiamo mangiare. Saltata la live. Come è saltata? Oh, che vuol dire? Stiamo ancora in live? Ditemi un po' se stiamo ancora in live. Ah, ok. No, perché quando salta è... Allora, questo ovviamente è Windows. Allora, andiamo a fare quello che vi ho detto. Qui scriviamo CMD. Ok? Prompt dei comandi. Come vedete c'è sempre. Il CMD c'è sempre. Pulsante destro. Facciamo quest'ultima prova, poi facciamo una prova di avvio da spento e poi ci salutiamo. Allora, esegui come amministratore. Ok. Sì. Eccolo qua. Andiamo a scrivere ver. Microsoft Windows versione 10.0.22621.15555. Quindi questa è la 10.0 tra l'altro. Guardate un po', è incredibile, mi dovrebbe dire Windows 11, perché se io vado qua sistema. Oh, guardate, questa è una scoperta, mo la voglio mettere in risalto, Allora, Windows 11 Pro, cioè qui c'è scritto Windows 11 Pro, non c'è niente da fare, 22H2, Windows 11 Pro, data installazione 23/4/2023, e qua mi dice su ver versione 10.0, voglio vedere se io riesco qua, aspettate, ma qui non c'era, sì, allora modifica, dove sta il carattere, proprietà, dove sta il carattere, dimensione buffer, tipo di carattere, ora ce lo metto bello grosso, ecco, se legge mo, troppo grosso, proprietà, tipo di carattere 36, ok, non so se si vede, però qui dice Microsoft Windows versione 10.0.22621.1555, è il 10 rivestito,
è 10 rivestito e questo è Windows 11. Allora, quando io vi dico le cose, datemi retta. Qui ce lo portiamo dietro dagli anni 90 sto sistema operativo, porca la miseria. Va bene, allora facciamo una prova. Qui facciamo così, tac, facciamo così, tac. Allora, quell'altro a spegnerci ci ha messo più di 3 minuti, Arresta il sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 secondi. 14 secondi a fare lo spegnimento. Sono di Roma. Roma. Allora, invece per fare il test di avvio, io direi di aspettare che si fanno le 21:22 e poi premo avvio. Appena scatta 21:22 premiamo avvio. Così vediamo, eccolo. È scattato 21:22. Ho premuto avvio. Ovviamente questo è tutto il post, cioè il BIOS, deve caricare il BIOS prima, ma noi comprendiamo tutto. Ecco, questa è la scheda madre P5 G41T MLX, sta leggendo l'hard disk, l'avvio di Windows, sono ancora le 21:22 ancora, eccolo qua, ti diamo il benvenuto, ancora non ha finito, ci mette 5 minuti e mezzo Windows 7 con l'hard disk meccanico, 21:22, sta caricando, gli diamo il benvenuto, eccolo qua, caricato. 21:22, ci ha messo 40 secondi. 40 secondi. Ah, vive vicino città, io sto a Roma Sud, vicino Ciampino. Ci ha messo veramente un attimo, ragazzi, 45 secondi contro 5 minuti e mezzo reali, sullo stesso identico PC. Andate a vedere l'inizio di questa live e poi andate a vedere la fine. Muovetevi con lo slide. 45 secondi dopo l'installazione di Windows 11, 5 minuti e mezzo. La differenza è hard disk SSD della Kingston contro hard disk meccanico, sistema operativo Windows 7 contro Windows 11. Ok, allora amici, fatemi rimettere come stava sta telecamera perché se no è un disastro. Così ci salutiamo. Fatemi fare, scusate ma è tutto live, tutto completamente live. Ecco, mi pare che no, vabbè, lasciamola così, tutto in live, poi me la sistemerò quando rifarò la prossima live. Allora, abbiamo visto come si può installare Windows 11 su un PC coccio, su un coccio di PC che è questo qua. Allora, Pentium Intel Dual Core E6006, non coccio mai visto da 3 GHz, chissà come. 4 GB di RAM, basta che ci mettete un buon SSD anche da 240 GB. Questo spesso e volentieri va in offerta a 18 euro, quindi anzi mo andrà in offerta pure a di meno, perché man mano che escono quelli più grandi, questi più piccoli non si usano più e quindi vanno sempre più giù di prezzo fino a che non verranno più prodotti. Va bene, però io mi trovo molto bene con sti Kingston che sono molto veloci. Come serialata sono molto veloci, 10 per faster, è vero, sono molto veloci. Niente, vi ringrazio di essere stati con me anche questa domenica, diciamo sera, perché ho cominciato verso le 7:40 mi pare che erano, e sono le 9:30 abbiamo finito. Ok, vi ringrazio, vi invito a visitare i miei siti partendo da classe74.it. Scusate ma l'illuminazione qui è un po' ballerina, è un po' strana, vabbè. Dovrò acquistare anche delle altre tipi di illuminazione, vabbè, lasciamo così. Sono un po' di barba non fatta, vabbè, tanto io le faccio molto amichevolmente queste live. Vi do appuntamento alla prossima live che non so quando sarà. Attivate la campanella sul canale YouTube, mi fa piacere. Vi do appuntamento a quando sarà. Seguitemi anche su TikTok dove faccio i car broadcast la mattina dalle 8 alle 8:30 tutti i giorni in cui mia figlia va a scuola. Grazie Steve Commodore che ti sei registrato al mio canale, mi fa molto piacere. Vatti a vedere qualche altro video che io ho fatto, c'ho un sacco di roba. Prima che vai per farti vedere, guarda se tu lo riconosci, questo cos'è?
questo è l'adattatore per attaccare due datasette al Commodore 64 e dentro ci sono delle zip RAM, quelle sono zip RAM. Ah, tra l'altro aspetta, manca ancora una cosa da fare che poi se no me la scordo, è qui, se ce la fa sto computer ad aprirmi questa finestra, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Allora vediamo un po', allora rifacciamo così, oh, gli diamo un po' di luminosità, ok, gli abbiamo dato un po' di luminosità perché io l'avevo diminuita per questo schermo qua che se no non veniva. Allora, quindi grazie Steve di esserti registrato, vai a vedere dentro le live tutto quello che io faccio se ti può interessare. Abbiamo sfogliato insieme anche questo che sta in edicola, forse ancora si trova. Vi ho fatto vedere più volte questo, che forse sono l'unico ad averlo, il dizionario dei videogame, prezzo in lire 10.000 lire, non so 10.000 euro, sono 10.000 lire, forse ci vale 10.000 euro, non lo so. Boh. Allora, io sto anche su Waveful, il nuovo social network, la nuova piattaforma tutta italiana. Sono su TikTok, sono su Facebook, sono su Twitch e sono su YouTube, e poi sto mettendo insieme il mio Linktree, tra breve lo pubblicizzerò. Andate a visitare tutti i miei siti partendo da classe74.it, c'è lecolando.it, c'è il mondo del vinile.it, c'è starwarsstore.it che mi piace un sacco, andatelo a vedere, tutti i fan di Star Wars dovrebbero vedere quel sito perché a mio avviso è veramente ben fatto. Poi vabbè c'è renijstore.it che è totalmente dedicato alla musica. Allora, detto questo, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima volta, augurarvi una buonissima serata. Sono le 21:27, intanto che io mi preparo la sigletta di chiusura, chiamiamola così, ok, e niente, mi ha fatto tanto piacere avervi con me. Lascerò questo video, diciamo, i commenti aperti perché sono aperto a tanti commenti, e poi se volete sapere dove trovare questo è Windows 11 che si installa dovunque, Commodore 64, Commodore VIC-20, Sinclair ZX Spectrum 16K, Sinclair 48K, Atari ST, dappertutto. Questo lo utilizzate, lo installate dove vi pare, Amiga 500 con i floppy, senza floppy, USB, non USB. Questo lo attaccate all'Amiga da una parte, lo attaccate al telefono, si installa Windows 11 sui telefoni, si installa dappertutto. Si installa sul telefono, sull'Apple, sul Macintosh, dove vi pare, sul G5, sul G4, si installa dovunque sto Windows 11, ok? Quindi scherzi a parte, no, questa è la versione diciamo che si può installare dove vogliamo, quindi qualsiasi computer anche un po' vecchio. Certo, quello che vi consiglia Renato dalla sua esperienza, almeno dual core con 8 GB di RAM, 8 GB di RAM, perché se non avete 8 GB di RAM non andate da nessuna parte. Alla terza applicazione che io apro qui con 4 GB si piomba tutto. Quindi invece con 8 giga e un PC del genere va bene, va bene. Poi se avete anche una buona scheda video, ce la mettete, PCI Express, e andate proprio alla grande. Ok? Questi sono i consigli di Renatino, da vecchio sistemista di vecchio stampo. Vi saluto veramente a questo punto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima live. Grazie a tutti.